Crosara, Pietro, il numero 93 del Valdagno, una prestazione direi un po' difficile il primo tempo, poi si è innalzata nel secondo tempo in livello di difficoltà, ma poi ne siete venuti fuori bene. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. È stata una buona partita, sicuramente il Montebello è una buona squadra, lo sapevamo. Non è facile venire qui e fare questi punti, però sono sicuro che con questa squadra che abbiamo, una buona squadra di giovani, possiamo puntare non solo a salvarci ai play-out, ma anche prima della fine del campionato. Sicuramente oltre al gioco una pressione psicologica importante, no? Siete partiti in un secondo tempo in inferiorità numerica, siete andati sotto i 2 gol, però non avete mollato. Sì, sicuramente l'ultima parte del primo tempo ci abbiamo un po' andati giù di mente, abbiamo preso un blu, abbiamo sbagliato una punizione di prima, abbiamo ricominciato il secondo tempo in 3 contro 4, non è stato facile sicuramente ricominciare in inferiorità, però abbiamo retto mentalmente e ce l'abbiamo fatta, anche a recuperare sotto 3-1 contro il Montebello non è sicuramente facile. Beh, sicuramente comunque 3 punti portati a casa che fanno tantissimo, no? Tanti in bocca al lupo per le prossime partite, grazie. Grazie a voi, grazie a Montebello.